Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra agricoltura. Saluto subito Massimino Magliocchi e Nino Iannotta. Oggi parleremo insieme a voi di questa bella iniziativa che si è svolta a San Vincenzo La Costa, il primo premio oleario a Palazzo Miceli. C'è stata davvero una bellissima manifestazione, come dicevo, c'è stato un confronto tra esperti sulle potenzialità, le qualità e anche le criticità, non lo neghiamo, perché quando ci si confronta vengono fuori anche i problemi, no, che bisogna affrontare. E poi sono stati premiati quei produttori che hanno partecipato a questo concorso, quindi una prima edizione che è andata, devo dire, molto bene. Presidente Magliocchi, è un'idea che è nata così, quasi per caso, e spesso sono le migliori, no? Poi quelle che si concretizzano, perché insomma, parlando con il sindaco di San Vincenzo, insomma, è stata lanciata questa proposta, è stata accettata e subito la macchina organizzativa si è messa in moto e devo dire, come prima esperienza è andata bene. Sì, perché sono quelle iniziative che iniziano così per gioco, cioè si discutevano della cosa, si parlava del nostro territorio, di un bel territorio, dell'olivicoltura in genere, si sottolineava l'importanza anche di San Vincenzo come olivicoltura, che per la sua esposizione, per le belle produzioni che ha, anche se piccole, ma ha delle ottime produzioni. E da lì allora è nato, dice, ma allora perché non cerchiamo di valorizzare o come valorizzare meglio questo territorio, come far conoscere bene i nostri oli, come poter incentivare gli olivicoltori a produrre sempre meglio e bene. Ma guarda, incominciamo da un piccolo premio, incominciamo a creare competitività fra i nostri e i vostri olivicoltori, perché la scintilla per incominciare a fare meglio parte da lì, dalla competizione. Se non c'è competizione, poi ognuno di noi va per la sua strada. Vediamo tra i relatori il presidente Magliocchi di questo convegno, anche Nino Iannotta, esperto, insomma, appunto dell'olio, dell'olivicoltura, tra i relatori a questo convegno. Insomma, sono venuti fuori anche spunti interessanti, no? Da questo confronto, perché c'è stato proprio un faccia a faccia tra cittadini, aziende e istituzioni, quindi si è creata una sorta di rete, no? Per migliorare insomma, i prodotti del territorio. Sì, la cosa bella è stata proprio questa, che parlando così è stata anche l'istituzione ad essere pronta a recepire bene subito, perché alla fine il concorso è stato fatto in neanche un mese, 2 mesi, meno di 2 mesi, per cui si è proceduti con tempi restrettissimi, ma con molta snellezza, e su questo faccio veramente i complimenti a questa amministrazione, un'amministrazione giovane, un'amministrazione che bada al territorio, attenta a quelle che sono le esigenze del territorio, dello sviluppo del territorio. E credo che anche lo sviluppo e far conoscere il proprio territorio parte da queste piccole cose, perché San Vincenzo, oltre all'olivicoltura, ho visto che ha tante altre piccole eccellenze da far conoscere, che può dare tanto a tutto quello che è il modo di proporre la nostra Calabria in un modo diverso. Cioè, lì noi
il premio si è svolto nel Palazzo Miceli a San Sisto, un borgo che io, pur essendoci a 2 passi, non conoscevo, così come ho potuto avere modo di conoscerlo in questi giorni, essendoci andato e cose, e ho potuto apprezzare che è tenuto benissimo, un borgo che veramente esprime tanto anche come architettura, cioè molto accogliente, ma è stato veramente un impatto positivo. E quello che ancora più bello è stato l'impatto con gli amministratori. Questo lo voglio ancora sottolineare, perché vedere amministrazioni giovani è difficile da noi. E là erano tutti ragazzi, non solo a me, ma sarà una media di 30 anni che avranno questi ragazzi, ma pieni di volontà, pieni veramente di fare e di trasmettere qualcosa e di apprendere a volta per migliorarsi. Il bello diventa questo, cioè dare anche alla propria comunità un qualche cosa di utile, di importante, e mi auguro che, se ne parlava anche nel corso del convegno, di allargarlo, farlo crescere in un modo diverso, farlo crescere bene, perché la competizione, allargarla a tutto quello che è il nostro territorio, perché ci sono diversi comuni intorno che hanno un territorio importante anche in olivicoltura, per parlare di Rende, di Mondalto, Lattarico. Sono comuni importanti, con grossi uliveti, con qualità eccellenti, con un'industria di trasformazione pure molto, molto presente, molto operativa, che si deve migliorare, che si sta migliorando, ma dobbiamo noi incentivare, perché anche. Se parliamo sempre di qualità, abbiamo creato un consorzio IGP anche appunto per questo, per far migliorare ancora meglio le nostre produzioni. Se anche noi non ci sforziamo ad essere vicini a quelle che sono le esigenze del territorio e stimolare il territorio, credo che poi alla fine non raggiungeremmo i nostri obiettivi e parleremmo a vanvera. Certo, un'amministrazione giovane, come lei sottolineava, ma giovani anche coloro i quali hanno proposto, no, l'istituzione di questo concorso, l'ingegnere De Rango e Giovanni Magliocchi. Li ascoltiamo e poi dopo voglio sapere da Nino Iannotto un po' qualcosa in più sull'olio, sulle cultivar che ci sono nel territorio di San Vincenzo La Costa. Intanto ascoltiamo l'ingegnere De Rango e Giovanni Magliocchi. È stata un'esperienza importante, è il primo crash test che facciamo con l'amministrazione comunale di San Vincenzo, che si è insediata da poco più di 6 mesi. È un valore che rimane sul territorio, è una speranza perché il paese è piccolo, è vergine ed è gestibile. Speriamo di poter proseguire. Beh, certamente è stata una scommessa, la scommessa di in poco tempo riuscire ad organizzare un premio che valorizzi un territorio come quello di San Vincenzo, ma soprattutto è stata anche una scommessa per noi nell'organizzare anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista soprattutto della ricerca, quelli che sono gli obiettivi per un'agricoltura di qualità, che è poi l'obiettivo principe che può essere da volano per questo territorio. Ecco, insomma, abbiamo ascoltato la scommessa vinta, no? Perché insomma, chiaramente è un primo passo, si cerca sempre di migliorare, si pensa anche al prossimo anno, magari coinvolgendo anche i territori vicini. Ma prima di ascoltare gli altri relatori del convegno, il sindaco di San Vincenzo La Costa, io volevo chiedere al dottor Nino Iannotto proprio le caratteristiche delle cultivar che ci sono sul territorio di San Vincenzo La Costa. Che olio ci danno quelle olive? Beh, San Vincenzo La Costa è un comune particolarmente vocato alla olivicoltura perché il proprio territorio si svolge in massima parte in zona collinare, con la presenza di una cultivar molto importante in Calabria, la più importante della Calabria, che è la Carolea, che è vantaggiosissima sia dal punto di vista quantitativo della produzione sia dal punto di vista qualitativo. È ovvio che bisogna fare degli sforzi per migliorare questa qualità. Io nel mio piccolo intervento ho sottolineato l'esigenza di compiere uno sforzo ulteriore in direzione di questa qualità, perché il dato che ci è pervenuto dalla relazione del capo panel ci dice alcune cose molto importanti. Per esempio, hanno partecipato 62 aziende,
quindi 62 campioni, dei quali ben 45 sono risultati difettati e solo 17 erano idonei a partecipare al concorso e quindi avevano le caratteristiche di qualità idoneamente congrue al concorso stesso. E questo vuol dire che se in un'annata particolarmente favorevole come quella di quest'anno si è avuto una così alta incidenza di oli difettati, vuol dire che esistono dei problemi, delle criticità lungo la filiera, soprattutto nella zona di processo, quindi soprattutto nel segmento di trasformazione, dove praticamente si compiono degli errori, a mio giudizio anche ingenui. Poi io conosco molto bene la zona perché sono originario di San Vincenzo, infatti ho visto questa manifestazione con un affetto tutto particolare, perché riguardava, diciamo, le persone con le quali ho convissuto una vita, e anche per questo mi sono compiaciuto come il Presidente Magliocchi dell'azione di questa nuova amministrazione comunale, che ritengo abbia le idee molto chiare. Io, aprendo una parentesi, parlando con il sindaco, lui mi ha assicurato che sarà istituzionalizzato questo concorso. Tra poco e quindi negli anni venturi ci sarà diciamo, la riedizione dei numeri che saranno a venire, magari anche estese sul territorio, e quindi diciamo un'iniziativa meritoria. Tuttavia, ritornando al discorso tecnico, credo che sia molto importante dare degli input precisi, anche perché io ho visto che c'era molta attenzione. Spero che dalle immagini si vedrà la grande partecipazione che c'è stata a questa manifestazione, perché c'era un sacco di gente, il palazzo suddiviso. I cittadini, esatto, in diverse sale erano tutte piene, ma quello che mi ha sorpreso di più non è stata tanta la presenza, ma l'attenzione che hanno posto, anche nell'ascoltare le relazioni e anche nel valutarle. Io stesso, diciamo, per quel che ho detto, ho ricevuto, diciamo, delle indicazioni e delle domande che mi hanno fatto capire che ero stato seguito e quindi c'era stata attenzione. Ma anche, diciamo, quegli oli difettati, no, che sono stati esclusi dal concorso, questo serve chiaramente ai produttori per migliorare, perché nel momento in cui si capisce dove sta, insomma, l'errore, chiaramente poi ci si dovrà rimboccare le maniche per evitare di ripetere gli stessi errori e quindi magari il prossimo anno ripresentarsi al concorso con un olio di qualità, perché magari quei difetti sono stati eliminati, e quindi questi incontri, questi concorsi, servono proprio anche e soprattutto a questo, cioè migliorare chiaramente, non escludere e basta, ma chiaramente bisogna far capire dov'è l'errore, dov'è, certamente sì. dove si è sbagliato, ecco, ingenuamente, come diceva lei. Sì, infatti è così. Io mi sono trovato per combinazione laddove si è riunito il comitato d'assaggio, proprio nel momento in cui facevano questi assaggi si meravigliavano come mai ci fossero tanti oli difettati, pur essendo in un'annata particolarmente favorevole. Ed io lì per lì ho dato loro delle spiegazioni, proprio perché conosco la situazione di San Vincenzo, e dicevo, fanno errori che sono ingenui, certe volte basta solo saperlo. Per esempio, che tipo? Ecco. quello di conservare le olive nei sacchi di plastica anziché nelle cassette aerate, non c'è aerazione, per cui si sviluppano le fermentazioni e quindi parte l'acidità libera e partono, diciamo, tutti quei difetti che poi i panelisti rilevano, cioè, sono, diciamo... Quindi magari olive dello stesso albero, esatto, conservate in maniera diversa, lavorate in tempi diversi, lavorate anche in impianti di trasformazione diversi, perché anche quello conta, diciamo, l'impianto di trasformazione. Sono piccole accortezze, perché è vero che la qualità dell'olio si costruisce in campo. L'industria di trasformazione non può migliorarla questa qualità, però può peggiorarla. Certo. Allora bisogna stare attenti a che quella qualità, tanto faticosamente raggiunta in campo, venga poi mantenuta nel processo industriale di trasformazione. E un'altra cosa che abbiamo più volte sottolineato e che ritengo possa essere culturalmente importante per gli olivicoltori di San Vincenzo è quella di capire
che devono chiudere la filiera produttiva, ossia non devono arrivare alla produzione dell'olio e poi tentarla di vendere all'ingrosso, perché quello non è competitivo dal punto di vista economico. Certo. Loro devono arrivare al confezionamento, all'imbottigliamento, alla valorizzazione, magari con un bel marchio IGP sopra, e poi affrontare il mercato in condizioni diverse. Intanto ascoltiamo il sindaco di San Vincenzo La Costa, Gregorio Iannotta, che devo dire molto contento, no, per l'ottima riuscita della manifestazione, per le qualificate presenze dei relatori, ma anche proprio per la presenza dei cittadini e delle aziende che, come diceva lei, hanno attentamente ascoltato tutte le relazioni, hanno fatto anche tesoro, no, di quello che veniva detto. Ascoltiamolo. L'augurio è sempre quello di fare meglio. Sarebbe presuntuoso dire oggi di poter dare un risalto nazionale a un concorso di questo tipo, però sicuramente sulla base degli input che abbiamo avuto, degli stimoli, delle criticità che dobbiamo risolvere, e partendo da una ottima base paesaggistica e territoriale del nostro comune di San Vincenzo La Costa, io credo che senz'altro possiamo arrivare a rendere il premio Oleario veramente una piacevole ricorrenza di ogni anno. Sicuramente già da oggi partirà l'organizzazione per quello dell'anno prossimo, dove cercheremo di migliorare ulteriormente e di risolvere anche qualche piccolo intoppo tecnico che abbiamo avuto, ma l'idea è assolutamente quella di fare di questa manifestazione un punto di riferimento, perché lo è non solo per il prodotto olivicolo, ma anche per tutti i prodotti locali, perché qui oggi in questo splendido palazzo abbiamo allestito, come è stato visto, una serie di stand dei ristoratori locali che sono un'altra eccellenza del nostro territorio. Quindi auspichiamo di procedere in questa direzione senza dubbio. Come dicevo nella premessa che ho fatto al convegno, il ritorno alla comunità del paese, alla qualità di vita che un paese può dare, unita alle tecnologie che ci consentono di far sentire chi vive in un paese vicino alle grandi realtà e quindi di aggiornarsi costantemente, io ritengo che sia un aspetto estremamente positivo e che sta succedendo. Tanti giovani ritornano e si dedicano all'agricoltura, e tanti giovani auspicano una qualità di vita che solo un paese può dare. Nel caso specifico di San Vincenzo, un paese, ripeto, che ha un paesaggio splendido e che è a 2 passi dalla città, da Cosenza, per cui una condizione ottimale per vivere e creare delle attività produttive interessanti. Chiaramente le attività produttive di un paese saranno senz'altro quelle enogastronomiche. Noi abbiamo un'ottima ristorazione, abbiamo una splendida montagna unita alla produzione agricola. I fichi, che sono un'eccellenza conosciuta in tutta Italia, però che, sulla quale dobbiamo ripartire veramente da zero, perché oggi pochi produttori si dedicano ai fichi e questo è davvero un peccato. Però tutte queste realtà messe insieme possono fare in modo che chi sceglie di vivere a San Vincenzo vive in un contesto armonioso, vive con una qualità di vita buona e possibilmente anche con delle attività economico-produttive interessanti. Quindi senz'altro il nostro auspicio per quello che poi un'amministrazione locale è quella di stimolare questa crescita e questo turismo enogastronomico. Chiudo solo con un inciso: noi ci stiamo dedicando per esempio sulla montagna, adesso c'è un turismo che si chiama turismo lento, cioè c'è molta ricerca di percorsi e sentieri in montagna con le biciclette, le cosiddette ciclovie. C'è Sentieri Italia che passa qui sopra la nostra montagna costiera, che è un percorso che è conosciuto in tutta Italia. San Vincenzo sta facendo in modo di inserirsi nei Sentieri Italia e di inserirsi in questi percorsi di cicloturismo, che possono essere, uniti alla presenza di agriturismo e di un'offerta enogastronomica buona, possono sicuramente essere attrattivi. Tante idee anche per far ritornare i giovani, no, in queste aree interne, perché poi tra gli argomenti che sono stati affrontati, tra poco lo ascolteremo anche da Mauro Dacri, il consigliere regionale delegato all'agricoltura, proprio quello dello spopolamento dei paesi, delle aree interne. Quindi ci sono delle misure, chiaramente vanno incentivati i giovani per ritornare, no, nei propri paesi, però bisogna creare chiaramente le condizioni affinché questo possa essere concretizzato, perché in effetti un paese che viene abbandonato dai giovani è un paese che è destinato a morire. Magari può avere tutte le bellezze naturalistiche di questo mondo, però se non
non c'è chi lo fa vivere il paese, allora è tutto perduto. Mi piace poi questa idea di ripartire proprio dal territorio per creare delle condizioni di sviluppo. Questa può essere chiaramente un'idea vincente, Presidente. Sicuramente. Lo sviluppo parte innanzitutto dal territorio, da quello che offre quel territorio e di ciò che ha. E avere queste cose bisogna avere anche chi le porta avanti, che le fa conoscere, che riesce a far sviluppare questo territorio nel modo giusto. E San Vincenzo abbiamo visto e abbiamo sentito che offre tante possibilità. Innanzitutto la parte agricola può fare tanto, sia come olivicoltura che come viticoltura, perché si lega bene su quel territorio. Abbiamo visto tanti prodotti. Poi c'è una ristorazione che a conduzione familiare, quindi con piccole aziende alle spalle di queste famiglie che offrono i loro prodotti di produzione di quel territorio, cioè autoprodotti, non sono i tanti prodotti o i tanti locali che riusciamo a trovare sul territorio, che si vantano di trovare produzioni locali e poi il vasetto viene da Forlì oppure dalla Liguria. Ecco, invece lì sono questo, su quel locali. territorio abbiamo visto. C'è questa mentalità, c'è questa volontà. La cosa bella è proprio che c'è questa volontà. È nato in loro, e a me questo di più mi è piaciuto su quel territorio, cioè c'è un sentimento radicato proprio di chi vive quel territorio di emergere, di uscire fuori con quello che è il suo habitat, il suo essere di San Vincenzo, eccetera, e diventa importante. Portare i giovani diventa sempre più difficile. Però a San Vincenzo, per come diceva il sindaco, insomma, però San Vincenzo abbiamo visto che è può essere da esempio, no? Si può dire che è un punto di partenza, una buona piattaforma di prova. E se ne parlava anche durante il convegno, se ne è parlato proprio con il delegato regionale all'agricoltura, con l'onorevole Dacri, il quale a queste cose, devo dire, è molto sensibile, perché abbiamo spesso modo di confrontarci su queste cose con lui. Noi stiamo portando avanti non da oggi ma da diversi anni, già dalla passata legislatura portavamo avanti il discorso presso i responsabili regionali, i responsabili politici naturalmente, di riuscire a far interessare i giovani, specialmente su tutti quei terreni abbandonati che noi abbiamo sul nostro... Sono delle risorse incredibili. Perché le risorse sono immense. Io non mi stanco di dire che noi, la nostra regione è una miniera a cielo aperto. Dobbiamo solo saperla utilizzare, dobbiamo solo saperci intervenire e valorizzare tutte quelle particolarità che essa produce e che danno veramente soddisfazione. Ma lo stiamo vedendo d'altra parte, nell'agroalimentare, nell'agricoltura in genere, ci sono tante produzioni che sono un fiore all'occhiello della nostra regione, per non parlare della piana di Sibari con gli agrumi, con l'ortofrutta, per parlare della piana di Lamezia, la piana di Gioia Tauro, che stanno cambiando tanto, si stanno specializzando. Cioè, la cosa bella è anche quella, innovarsi. Ecco, perché i giovani il giovane ha bisogno di innovazione. Certo. Perché anche i mercati oggi ci chiedono quantità e qualità. E su questo ci dobbiamo fermare, perché devo dare la linea alla regia, al nostro Enzo Leonetti. Poi torneremo in studio e ascolteremo proprio Mauro Dacri, il consigliere regionale delegato all'agricoltura, che appunto parla anche del problema dello spopolamento e quindi che cosa si sta facendo per incentivare i giovani a rimanere sul territorio. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di una delle eccellenze del nostro territorio, l'olio d'oliva di qualità, in particolare della prima edizione del premio oleario di San Vincenzo La Costa. Allora, prima di andare in pubblicità avevamo accennato, no, al problema dello spopolamento delle aree interne, argomento affrontato anche nel corso dell'incontro. Intanto ascoltiamo Mauro Dacri perché davvero è rimasto entusiasta di questo premio. Ascoltiamolo. Di valorizzare quello che è la tradizione, quello che è nella cultura, quindi aver chiamato questo partè, un tavolo di partenariato, e dire confrontiamoci sull'olio d'oliva e quali sono le nostre possibilità, secondo me è estremamente positivo. Qui si è fatto questo premio, si sono fatti dei campionamenti, qui ci ha illustrato chi è la giuria, dove ha detto che c'è segnali positivi, quindi ci stanno molti oli già di qualità, quindi bisogna aiutarle per cercare di metterli insieme e migliorare questa produzione. Quindi l'importanza, no, anche dell'incontro, cioè questo partenariato, no, diciamo così, che si è creato quella sera, proprio il momento di confronto, come dicevamo prima, dottore Iannotta, proprio per cercare di vedere dove sono le eccellenze ma anche le criticità, intervenire proprio sulle criticità, perché è bene parlare delle eccellenze, però bisogna stanare, no, i problemi e risolverli. Chiaramente questo. Bisogna correggersi, bisogna correggersi ed essere pronti a correggere su ciò che riteniamo sia negativo, altrimenti vedremo quello che stiamo vedendo adesso questi giorni sui social, sulla stampa, le foto dell'autostazione di questi giovani che emigrano, ritornano per le feste, nei luoghi dove stanno oggi lavorando e dove oggi stanno esprimendo tutte quelle che sono le loro intelligenze. Certo. Ma la Calabria ha delle grandissime intelligenze, ce le riportiamo. Cioè, io trovo, quando vado anche all'estero, quanti giovani calabresi, di Rende, di Cosenza, di San Vincenzo, che fanno ricerca, cioè sono degli apprezzati ricercatori su temi importantissimi, quali possono essere la sanità, quale può essere l'informatica, quale può essere la cosa più avveniristica che ci sia. C'è un ragazzo italiano, ma poi la stampa ci sta dicendo tutte queste scoperte che hanno fatto questi giovani calabresi. Quindi cerchiamo di trovare un modo. In Calabria la politica si soffermi su queste cose, ragioni su queste cose, non si faccia distrarre se deve domani andare lui o l'altro consigliere o l'altro assessore o l'altro ancora a rappresentare qualcosa all'interno di quella che è la vita politica. Per non dire diversamente, le condizioni per far rimanere le condizioni che diventano, no, le beghe del Consiglio regionale, che non portano utile né al Consiglio regionale e né al territorio e né al popolo calabrese. Intanto ascoltiamo Mauro Dacri, la seconda parte dell'intervista proprio relativa alle misure messe in campo per cercare un po' di arginare questo fenomeno. Chiaramente non si può bloccare con la bacchetta magica, cioè comunque bisogna mettere in campo delle risorse, anche delle misure per trattenere i giovani sul territorio. Ascoltiamolo. Penso che uno dei pilastri fondamentali anche del piano di sviluppo rurale è quello di evitare lo spopolamento, quindi di trattenere le persone nelle aree interne, quindi valorizzare le aree interne, e quindi il nostro documento, quindi il piano di sviluppo rurale che abbiamo scritto è all'incirca proprio è andato incontro per cercare di mantenere le persone, quindi abbiamo cercato di creare i presupposti che nelle aree interne di attrarre le persone. Se faccio un esempio banale, per quanto riguarda il premio di primo insediamento sui giovani, sulle aree interne abbiamo dato una percentuale maggiore, 50.000 euro, mentre nelle pianure 40.000 euro. Per quanto riguarda gli investimenti abbiamo portato la liquida massima al 70% per proprio cercare di evitare questo spopolamento e quindi mantenere nell'interno la nostra popolazione, oppure perché se è vero, come è vero, più del 50% della popolazione calabrese vive nelle aree interne, quindi noi ci dobbiamo rivolgere alle loro esigenze. Ecco, queste le parole
di Mauro D'Acri. Il cruccio anche dello spopolamento, no, delle aree interne è stato espresso dal presidente della provincia di Cosenza Franco Iacucci, che devo dire anche lui ha apprezzato l'iniziativa, ha detto proprio ai nostri microfoni: ho imparato tanto questa sera, con molta umiltà, ha ascoltato, no, chiaramente gli esperti, ha detto veramente ho capito tante cose sulla qualità dell'olio, però lui dice io sono anche sindaco e vivo, insomma, come presidente della provincia giro i territori e vedo, no, che purtroppo molte aree sono, non diciamo abbandonate, ma quasi, insomma molte persone che purtroppo fanno le valigia e vanno via, vanno verso altri posti. Intanto ascoltiamo Iacucci, poi parleremo di questo. Io faccio l'amministratore da tantissimi anni, sono sindaco di Aiello Calabro da molto tempo e vivo con una drammaticità terribile anche interiore il fatto dello spopolamento dei nostri territori e dei territori, specialmente delle aree interne della nostra provincia e della nostra regione, dove si perde tutto, si perdono le tradizioni, si perdono valori, si perdono ricchezze e si perde poi il controllo del territorio, perché quando l'uomo va via poi i territori, le terre non vengono, ecco, coltivate, non vengono sistemate per come si devono sistemare, e quindi poi assistiamo ai dissesti idrogeologici e assistiamo poi al depaurimento proprio sociale dei nostri territori. Si chiudono le scuole, si chiudono gli uffici postali, si chiudono i servizi e quindi c'è una difficoltà alla gente a rimanere in quei territori. Noi dobbiamo capire come aiutiamo i giovani, ci sono anche una serie di proposte a livello regionale a farli rimanere nei propri territori dando servizi, c'è anche una misura che riguarda il fatto di occupare terreni e di mettere gli enti locali, il pubblico, di mettere a disposizione i terreni di proprietà del pubblico per i ragazzi e i giovani che vogliono impegnarsi in attività nuove, in attività anche agricole, con una concezione moderna, ecco, d'approccio. Io giro molto i territori e capisco le potenzialità che abbiamo come Calabria, come provincia di Cosenza più complessivamente. E stasera nella prova, nella dimostrazione, stasera si è dibattuto e si è parlato dell'olio, un prodotto che caratterizza la nostra terra, si sono, diciamo così, discusse le qualità, si sono discusse le precarietà che ci sono anche in riferimento a questo prodotto e credo che abbiamo fatto un passo avanti. Credo che questo è l'esempio che noi dobbiamo discutere di più dei nostri problemi, dobbiamo discuterli in modo positivo, perché stasera un'altra cosa importante è che abbiamo messo insieme tutta la classe dirigente, diciamo così, di questa nostra terra, che va dalla politica che ha compiti istituzionali, va dall'università, va da chi è start-up, va a chi è ricercatore, e quindi mettere insieme tutte queste esperienze per capire anche dove correggere gli errori e i limiti che abbiamo è un fatto importante. Beh, insomma, molto vero, no? Franco Iacucci in questa intervista, insomma, parlando proprio dello spopolamento, davvero c'è tanta sofferenza, ma dobbiamo, o meglio, la politica deve fare, ecco, magari qualcosa in più. Perché magari i giovani vorrebbero rimanere, ecco, cioè lasciare la propria terra è sempre brutto e c'è sempre un peso, no, sul cuore quando uno è costretto ad andare via. La politica dovrebbe fare politica il momento in cui deve allargare la visione del territorio, cioè della regione, cioè la politica, fare politica per andare ad amministrare un qualcosa e cambiare. Quindi il politico, una volta eletto, deve incominciare anche ad amministrare. Deve mettere da parte poi la politica, quello che ha fatto come politica per arrivare a quel posto, perché è a quel posto per amministrare, per cambiare il territorio, per far conoscere e sviluppare il territorio, e quindi deve concentrarsi a amministrare. E quindi incominciare anche a badare alla meritocrazia di tutte quelle realtà che lavorano bene,
che lavorano per lo sviluppo e che lavorano per il futuro della nostra regione. I ragazzi ce ne sono tanti, gli interessi sono tantissimi dei giovani. Noi con il dottore Iannotta continuamente coinvolgiamo gli istituti tecnici, agrotecnici, gli istituti alberghieri, tutte queste realtà, appunto incominciare a partire da questi giorni per creare interesse e stimoli per il futuro, perché la Calabria offre tanto e se però la politica non dà la possibilità a questi giovani, con i dovuti incentivi, con il dovuto sostegno, con la dovuta anche presenza fisica, di dargli sicurezza al giovane, alla piccola azienda, alla giovane azienda, al giovane ricercatore. Noi abbiamo anche nella nostra realtà abbiamo visto piccole cose dove chi è stato giustamente e validamente supportato ha dato risultati eccellenti. Ed è rimasto. Qui in Calabria. Voleva aggiungere qualcosa perché abbiamo ancora un po' di interviste da farvi ascoltare, perché abbiamo visto c'è stata la politica, le istituzioni, ma c'è stato anche il mondo della ricerca, no? Che ha dato il suo contributo anche nell'ambito di questo convegno. Non so se voleva aggiungere qualcosa. Sì, volevo condividere pienamente quello che ha detto il Presidente della provincia, il quale mi sembra che concettualmente abbia centrato perfettamente tutte le criticità e i problemi. Questo della gestione delle aree interne e dello spopolamento delle aree agricole, diciamo, è particolarmente importante, non solo per la salvaguardia ambientale, quindi anche per gli aspetti di protezione idrogeologica, eccetera, ma soprattutto perché deve rappresentare non solo la stanzialità degli abitanti già esistenti, ma l'insediamento di nuove presidi giovanili. A questo riguardo bisogna riconoscere che il piano di sviluppo rurale della Calabria prevede una misura per la nuova impresa agricola giovanile, quindi un incentivo ai giovani a che intraprendano questa attività. Non solo, ma ce n'è anche un'altra che io ritengo di fondamentale importanza in Calabria, che è quella che fa superare la criticità della frammentazione fondiaria, perché siccome queste aree sono piccole, le aziende sono come entità piccole, l'azienda olevicola media è di 1,4 ettari, quindi è pochissimo. Allora è impensabile che un giovane possa investire e possa lavorare in una realtà così piccola e poi avere, diciamo, una qualità della vita e una redditualità, diciamo, sufficiente. Allora anche in questo caso quel concetto che spesso ha espresso anche l'onorevole D'Acre di aggregazione, della capacità di aggregarsi, di fondersi, di unirsi in qualche modo e di fare squadre insieme, di fare rete, anche questo è emerso, è stato sottolineato durante questo incontro di San Vincenzo alla Costa, dove praticamente si stimola alla formazione di cooperative per la valorizzazione del territorio, come si diceva. I giovani non solo sono giovani, hanno energia, hanno forza, hanno idee, ma sono recettivi culturalmente e quindi sono in grado di recepire quelle che sono le innovazioni e quelle che è necessario fare per poter sviluppare il territorio. Il territorio di San Vincenzo c'è una storia, noi siamo stati in questo borgo San Sisto dei Valdesi, si chiama così perché si richiama la storia dei Valdesi su San Sisto, eccetera, quindi diciamo, è una storia antica. Il territorio, quando esprime i propri prodotti, deve esprimere tutto il territorio. Deve esprimere la propria cultura, la propria storia e anche le proprie potenzialità, oltre che naturalmente la bellezza e la suggestione dei paesaggi sui quali è inutile soffermarci. Non aggiungiamo nulla. Intanto torniamo proprio sulle caratteristiche, no, dell'olio d'oliva. Tra i relatori Roberto Cannataro, un esperto in biotecnologia, un ingegnere anche nutrizionista che ha parlato, insomma, delle qualità dell'olio e nel suo intervento ha parlato anche di alcune sostanze che ci sono proprio nell'olio che molti spesso non conoscono. Allora lo ascoltiamo.
Si conosce un po' il fatto dell'acido oleico come acido grasso, sicuramente validissimo, però quelle piccole percentuali che invece danno caratteristiche veramente importanti all'olio d'oliva potrebbero essere sottolineate proprio ancora di più per valutare. Io ad esempio ho sottolineato nel mio intervento anche da nutrizionista che è la prima cosa che a volte si elimina nelle diete ed è un errore gravissimo, ma ancora di più si potrebbe sottolineare come queste sostanze hanno un effetto antinfiammatorio, antiossidante, perfino prevenzione per il tumore, che insomma è veramente tanto da dire per renderlo veramente un qualcosa che sia un alimento da consumare, anzi da consigliare vivamente in qualsiasi regime nutrizionale, perché non c'è nessuna controindicazione in nessun caso, a meno di rarissime allergie, ma sono veramente un qualcosa che si manifesta in 1 su 1.000.000. Beh, questa diciamo la prima parte della risposta che ha dato ai nostri microfoni Roberto Cannataro, però ha parlato anche dell'uso della biologia molecolare sulla rintracciabilità. Quindi c'è la tracciabilità e la rintracciabilità, quindi un percorso a ritroso, no? Per vedere poi dove è stato prodotto quest'olio. Quindi questo mi pare un aspetto molto molto interessante. Intanto ascoltiamo le parole di Cannataro, poi torniamo in studio. Abbiamo uno spin-off universitario proprio che coinvolge sia l'Università della Calabria che l'Università Magna Grecia di Catanzaro, che si occupa dei microRNA, che sono presenti in tutti gli organismi viventi, sia animali che vegetali, e sono abbastanza conservati e si ritrovano, noi lo supponiamo onestamente, nell'olio ancora non lo abbiamo visto, sicuramente ci sono nelle olive, ma molto probabilmente si trovano anche nell'olio, e sono caratteristiche di ciascuna specie animale o vegetale, quindi è quello che si potrebbe fare, ovvero ritrovarli nell'olio d'oliva in modo da essere certi ancora di più perché come ho detto anche nel mio intervento, la cultivar sì è quella lì, ma io purtroppo se poi in quell'olio magari è stato aggiunto dell'altro olio, purtroppo non possiamo saperlo. Invece in questo caso sì, perché se conosciamo quella cultivar quanti microRNA ha, possiamo dire sì, esattamente viene da quella solo analizzando l'olio. E quindi questo potrebbe essere un passo decisamente più importante per caratterizzare anche i nostri oli, e magari nulla da volerne, però se si fanno le coltivazioni intensive come sta succedendo in Marocco, sicuramente è un olio di qualità decisamente più bassa, e quantomeno si deve sottolineare, cioè quello nostro ha una qualità, quello lì volete comprarlo, però la qualità è sicuramente più bassa, e quindi sapere a cosa si va incontro. È interessante anche questo aspetto, cioè uno deve sapere quello che va a comprare, poi in base al budget può scegliere magari di comprare un olio di bassa qualità oppure un olio di alta qualità, però uno lo deve sapere, non è che poi vengono spacciati gli oli di bassa... Infatti nel corso di questi interventi, ma nel corso dell'incontro diciamo, si è parlato della necessità di tracciare il prodotto agroalimentare ed eventualmente anche di scandagliare metodologie capaci di rintracciarlo. Concettualmente è diverso il discorso, la tracciabilità va dal campo al piatto, cioè quel prodotto agroalimentare viene diciamo, segnato anche a livello documentale, quindi viene tracciato dove viene prodotto, dove viene trasformato, dove viene imbottigliato, dove viene venduto, c'è questa tracciabilità, per cui il produttore, il consumatore, magari attraverso un codice a barre messo lì sull'etichetta, può capire da dove arriva questo prodotto, come è stato trattato nel processo e come è arrivato sulla sua tavola. E la rintracciabilità invece è il percorso inverso, cioè la capacità di capire da dove viene e come è stato trattato questo prodotto senza avere alcun riferimento di tracciabilità. E in questo caso si fa ricorso alla biologia molecolare attraverso la ricerca di questi markers, di questi marcatori che possono essere ricercati. Certo, ancora non siamo a questi livelli, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa sì, certo. in questa trasmissione. Cioè l'entusiasmo dei ricercatori certe volte oltrepassa quelli che sono i confini reali della ricerca e della situazione. La strada indubbiamente è quella giusta ed è quella da perseguire, anche perché la via della genetica, diciamo, è quella, la via maestra della ricerca.
Però allo stato attuale delle cose, diciamo, è meglio arrivare prima con la tracciabilità, prima della rintracciabilità. Quindi andiamo per ordine. Esatto. A proposito della qualità, poi, un altro aspetto che vorrei sottolineare è che durante quei lavori lì è stata sottolineata l'esigenza di ricorrere a una alta qualità dell'olio, perché oggi le normative vigenti che risalgono al 2003 e riguardano l'olio extravergine di oliva non sono attuali, non sono più attuali, riguardano i parametri merceologici, cioè l'acidità, il numero di perossidi, che sono, diciamo, valori che non dicono nulla, oppure che dicono molto ma bisogna darle per scontate. Diciamo, è impensabile poter consumare un olio con un'acidità superiore a 1 grado. Allora nasce l'esigenza di riconoscere queste grandi qualità che ha l'olio d'oliva in quella frazione dell'1,5 di insaponificabile, tutte queste sostanze antiossidanti, salutistiche, che sono, diciamo, la prevenzione delle malattie, che danno il benessere al consumatore. Allora, per valorizzare e per dare valore aggiunto a questo tipo di sostanze presenti nell'olio bisogna riconoscere un'alta qualità. Per fare questo c'è bisogno di una normativa e per fare questa normativa ecco il ricorso alle istituzioni, alla politica che deve capire queste cose e deve praticamente fare in modo che poi gli agricoltori si possano avvantaggiare di questo valore aggiunto. Certo, quindi questi incontri servono anche a questo, no? Perché magari a volte il mondo della politica può essere distante, no? Lo vede in maniera lontana il mondo dell'agricoltura, quindi non sa i problemi, eccetera, eccetera. Invece, insomma, questi incontri servono anche a questo. Abbiamo 2 minuti, mi dice Enzo Leonetti alla regia, però io volevo far ascoltare anche Massimo Pellegrino, che è il capo panel, come diceva il dottore Iannotti, su 62 oli presentati 45 erano difettati, 17 erano soltanto quelli di alta qualità. Quindi ascoltiamo Pellegrino perché uno dei massimi esperti, cioè nel suo palato ecco, davvero si può scoprire tutto quello che nasconde l'olio. Ascoltiamolo. C'è da dire come premessa che quest'annata era particolarmente favorevole a fare un prodotto di qualità in quanto le olive erano perfettamente sane da un punto di vista fitosanitario, quindi nessun attacco della moscolearia che provoca tanti danni e quindi favorisce questa fermentazione e quant'altro. Quindi l'unico problema è stato dovuto ancora alle piccole produzioni perché vengono raccolte con difficoltà le olive, visto il territorio pure, e lasciate ammassate un po' le olive prima di essere direttamente lavorate, perché il difetto di riscaldo proviene da una fermentazione prima della lavorazione al frantoio. Invece abbiamo altri difetti come l'abbinato, che è una fermentazione aerobica, quindi la pasta oliva è già rotta, è già franta, quindi quando subisce questa fermentazione, quindi non trattate direttamente in maniera direttamente corretta. Chiaro che, come abbiamo potuto vedere, in alcune le analisi chimico-fisiche erano perfettamente nella norma, a maggior ragione fa capire l'importanza di quello che è l'attributo sensoriale e di quello che fa capire noi dove possiamo arrivare. Però dall'altro canto ci sono, e mi piace ricordarlo, tutta la parte degli oli che non avevano difetti, per la maggior parte erano un fruttato intenso, cosa che una volta si trovava un leggerissimo fruttato e quindi vuol dire che quell'oliva non era nelle sue massime potenzialità. Invece fruttato intenso significa che avevano bei profumi nel suo interno e quindi si trovavano direttamente nell'olio, quindi la maggior parte di questi si esprimevano al meglio, quindi nelle condizioni dell'olio, anche in presenza non solo del fruttato, ma in presenza di amaro, piccante, di altri sentori, come avete potuto sentire negli oli arrivati nelle primissime posizioni, ma non solo, il sentore di pomodoro, di erbaceo, di carciofo. Queste sono delle note importantissime, fondamentali, vuol dire che sono state lavorate queste olive nel giusto momento di raccolta, quando non erano totalmente verdi, che è anche sbagliato quello, ma quando sulla pianta c'erano olive, quindi nel momento della raccolta che erano giallo-verdi, con macchie di rosse, qualcuna che andava verso la maturazione completa, vuol dire che siano formati in quel momento i migliori profumi, le migliori sensazioni che hanno esaltato quindi questi oli da fargli avere questo risultato così importante. Beh, davvero ci ha spiegato un po' le caratteristiche di questi oli, il fruttato, insomma,
dobbiamo andare a scuola, almeno io devo andare a scuola da Massimiliano Pellegrino Capopanel. Siamo davvero in chiusura, Presidente, il tempo a nostra disposizione è terminato, però devo dire che da questo incontro sono venuti fuori tanti spunti interessanti. Chiaramente si può riproporre anche, come diceva lei, Presidente, su altre zone un premio del genere, magari aggregare, no? Anche i territori, non solo i produttori, ecco, ma anche le istituzioni, le amministrazioni che si mettono insieme e magari fanno un grande concorso, no? per quanto riguarda gli oli dei territori. Io velocemente, Presidente. Non possiamo che complimentarci con l'amministrazione comunale di San Vincenzo La Costa, con gli organizzatori di questo premio che è stato veramente eccellente in tutti i suoi aspetti. Ma a me quello che ha colpito di più e fa piacere e credo sia di buon augurio la partecipazione dei politici anche importanti, e di tanti amministratori comunali, sindaci e assessori di altri comuni, anche fuori dalla cinta che dicevo prima, Lattarico, Montalto, Rende, San Benedetto, eccetera, San Fili e cose, ma di altri comuni che potrebbero essere ed erano interessati a quello che è questa realtà. Quindi abbiamo visto anche una partecipazione folta, attenta, attentissima. Il dottore Iannotta prima diceva forse essendo di San Vincenzo, ma lui ha espresso anche forse proprio la sua provenienza territoriale, gli ha fatto esprimere più, perché è stato un piacere ascoltarlo e sono stati molto, questa è la cosa che dà soddisfazione, che il pubblico è stato molto attento, quindi molto interessato e ha recepito tutte quelle che erano le indicazioni dei relatori, che erano molte relazioni erano scientifiche, e su questo ed è la cosa importante, certo, su questo è la cosa più bella. Ci dobbiamo fermare. Grazie davvero a Massimino Magliocchi, grazie al dottore Iannotta e grazie a voi come sempre. Ci vediamo alla prossima puntata, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.